Bentrovati su Cittadella la radio, stiamo parlando di ex Ilva, vi abbiamo detto quali sono gli scenari che si profilano in previsione di lunedì, di questo incontro, di questa riunione. Nel frattempo continuano i problemi legati alle emissioni. Negli scorsi giorni abbiamo visto questo fenomeno dello slopping e ci facciamo spiegare anche che cos'è il suo punto di vista da Alessandro Marescotti di Peacelink, che è in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Partiamo anche dal fatto che c'è stata una nota con cui l'azienda ieri, ovviamente per la cronaca va detto, ha smentito che si sia trattato di questo fenomeno. Ha detto c'è stato questo problema ma non era slopping. Quindi capiamo innanzitutto che cos'è, Marescotti. Uno slopping è una emissione non convogliata che avviene nella fase di conversione della ghisa in acciaio, quindi nel reparto acciaieria, e il fatto è accaduto nell'acciaieria 2. In ogni caso si è trattato di una emissione non convogliata e in base alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale tutte le emissioni devono essere convogliate, quindi si tratta di un fatto in ogni caso anomalo. Che cosa comporta un fenomeno del genere, Marescotti? Cioè, ci sono dei problemi immediati, ovviamente, odorigeni immagino, ma oltre odorigeni anche di altra natura? Ma questo ha subito un impatto sui lavoratori, perché i lavoratori possono essere coinvolti in un evento emissivo di questo genere che li espone ovviamente. Certo. A dei problemi. Poi ci sono degli impatti ambientali. In ogni caso, più che un fatto preoccupante per l'aspetto ambientale, è un fatto preoccupante per quanto riguarda il funzionamento degli impianti, perché questi impianti risultano essere, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, formalmente a norma. Se questo è avvenuto, da quello che leggiamo, ben 2 volte in uno stesso giorno, evidentemente qualche cosa non sta funzionando secondo quelle che dovrebbero essere le norme da rispettare. È una performance assolutamente anomala. Certo, in tutto questo segnaliamo anche l'aumento di benzopirene e PM10. Almeno lei ci faceva notare che purtroppo ci sono questi dati che destano preoccupazione, oltre le centraline che funzionano, non funzionano, di cui non abbiamo dati e elementi a tamburi, non tutte, ma alcune, per definire qual è la situazione. Sì, diciamo subito che al di là della polemica sullo slopping, sì, c'è sicuramente un dato che abbiamo potuto ricavare dalla situazione dell'inquinamento di tutto il 2023. Stiamo parlando di dati ARPA. Il problema è che nel 2023 il benzene è aumentato rispetto al 2022 del 14%, e il benzene non solo è aumentato nel 2023 rispetto al 2022, ma è aumentato nel 2022 rispetto al 2021 del 15%. Stiamo parlando di un cancerogeno certo. Un altro fatto che abbiamo potuto scoprire attraverso l'analisi sistematica dei dati del 2023 è che c'è stato un aumento anche del PM10, cioè delle polveri sottili, che sono aumentate del 22% rispetto al 2022, e nel 2022 erano aumentate del 16% rispetto al 2021. Non solo, ma ci risulta, e chiederemo conferma all'ARPA, che il PM10 nel 2023 ha superato il limite di legge di 40 microgrammi a metro cubo, mentre la legge stabilisce appunto che non dovrebbe superare come media i 40 microgrammi. Tutti questi dati sono relativi alla centralina di Via Orsini,
del quartiere Tamburi di Taranto. Marescotti, ma dato che la produzione è decisamente inferiore a quella a cui eravamo tristemente abituati da un punto di vista appunto poi del danno ambientale, no? Parliamo di poco più di 3 milioni di tonnellate, come si spiega questo aumento? E questa è una buona domanda a cui io non so rispondere, ed è una buona domanda da porre l'11 gennaio all'ARPA, che sicuramente avrà delle spiegazioni o almeno farà delle ipotesi, e l'11 gennaio ci sarà un'audizione nella Commissione Ambiente del Consiglio Comunale di Taranto, a cui saranno invitati i tecnici dell'ARPA, e sarà importante capire perché tutto questo stia avvenendo in una situazione di produzione in discesa. Stiamo parlando di un incremento della produzione e soprattutto bisogna capire come mai tutto questo sta avvenendo quando l'azienda dichiara di aver ottemperato a tutte le prescrizioni ambientali dell'autorizzazione integrata ambientale. Io credo che su questo ci sia da fare luce e che siano due domande veramente importanti. Come mai ci sia un aumento dell'inquinamento nel quartiere Tamburi di Taranto nonostante la produzione diminuisca e nonostante risulti essere ottemperata l'autorizzazione integrata ambientale dell'INPS?